Una morte che per qualche ora si è tinta di giallo al Lido di Venezia. Tragica scoperta questa mattina al Lido: un'anziana signora, Giovanna Toffolo, di 83 anni, è stata ritrovata purtroppo senza vita nella sua camera da letto. È stato il figlio ad aprire la porta dell'appartamento, che si trova in lungomare Marconi 84, all'incrocio con via delle Aglie, di fronte allo stabilimento balneare Sorriso. Dall'abitazione da giorni proveniva un forte odore e, dato che nessuno rispondeva al campanello, i condomini hanno contattato l'amministratore condominiale, che ha chiesto l'intervento del figlio della donna. Questa mattina il figlio si è presentato ad aprire la porta e si è trovato davanti agli occhi una scena straziante che mai avrebbe potuto immaginare. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale del Lido, che per chiarire alcuni aspetti, a cominciare dalla data del decesso, hanno chiesto il supporto alla polizia scientifica. Gli agenti sono stati al lavoro alacremente per ore, fino al tardo pomeriggio. In attesa di capire cosa stabiliranno gli accertamenti fatti nella stanza, non si può escludere alcuna ipotesi. La morte potrebbe essere stata provocata da cause naturali, ipotesi più probabile, o da fatti esterni. Certamente il decesso risale ad almeno 3-4 giorni fa. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi. Dopo il nulla osta del pubblico ministero alla rimozione della salma, questa è stata affidata al carro funebre arrivato dalla terraferma. La signora abitava in quella casa da pochi mesi. Il cordoglio dell'amministrazione comunale espresso dall'assessore lidense Michele Zuin. Sono in corso degli accertamenti per capire effettivamente quello che è successo. L'amministrazione comunale del Comune di Venezia si stringe attorno alla famiglia e ai cari della signora e chiaramente attende i risultati di questi accertamenti.